Una 3 giorni intensa a Favara con tanti momenti che vedrà appunto l'Ordine dei Francescani nelle sue varie articolazioni presenti con diverse manifestazioni. Sì, il primo meeting francescano del Mediterraneo a Favara vuole essere uno straordinario appuntamento per poter parlare delle sfide del nostro tempo. Il messaggio è quello della Chiesa italiana, quella di Papa Francesco, connessi, quindi questo sarà il tema della giornata. Parleremo in questi giorni di economia, di politica, di lavoro, di immigrazione, di sfide nel Mediterraneo, perché tutte queste cose concorrono alla dimensione di essere fratelli tutti. Questo è quello che vogliamo lanciare come famiglia francescana, come ordine francescano per la nostra società. Saranno giorni di dibattiti con prestigiosi ospiti del mondo accademico, del mondo ecclesiale, che noi ringraziamo, ma comunque vuole essere un'opportunità per questo territorio, per questo territorio agrigentino, per questa diocesi, per questa Sicilia, che affronta la sfida nel Mediterraneo nel desiderio appunto di vivere la fraternità. Come mai avete scelto proprio Favara come luogo in cui svolgere questi 3 giorni? Sarà itinerante, Favara nasce perché comunque Favara rappresenta insieme al territorio agrigentino, è un luogo qui nel territorio agrigentino, nella diocesi c'è la figura, è la porta del Mediterraneo, rappresenta il desiderio appunto di crescere in questa dimensione di fraternità nel cammino che ha fatto in questi anni anche come Chiesa agrigentina, e c'è la figura del Beato Rosario Livatino, che credo che ai laici, a tutti, ma anche noi laici francescani, dice tanto: si può diventare santi facendo il proprio dovere fino in fondo. Per questo questa terra è significativa, piena di speranza, piena anche di difficoltà, ma diventa un'opportunità per noi vivere questo momento in questo territorio. Certamente il fatto dell'immigrazione oramai è un dato di fatto e non dobbiamo meravigliarci da questo punto di vista, perché sempre di più saremo un mondo dove siamo chiamati ad accogliere i fratelli e le sorelle che vengono dalle varie parti del mondo. Abbiamo avuto l'immigrazione attraverso il mare Mediterraneo, abbiamo adesso quella attraverso le vie europee con la guerra in Ucraina che abbiamo dentro il nostro territorio europeo. E la possibilità dentro questo meeting di poter dire una parola di speranza, ma soprattutto una parola di accoglienza e di inclusione di tutti i nostri fratelli senza nessuna distinzione. Ecco, una parola di chiarimento anche per l'Ordine dei Francescani e per la funzione che svolgete nell'ambito della società civile, con rapporto chiaramente al rapporto anche con la Chiesa Cattolica. Come francescani siamo messi al servizio della Chiesa, è quello che la Chiesa ci chiede, in obbedienza noi cerchiamo di portarlo avanti, di compierlo. Certamente in tutto questo ci aiuta anche la figura di Francesco, che è stato obbediente, suddito e soggetto alla Santa Madre Chiesa, e tutto quello che la Chiesa ha chiesto, ecco, Francesco l'ha attuato. E questo significa che per noi anche in Sicilia ciò che la Chiesa ci chiede noi vogliamo metterci totalmente a disposizione. Anche la proposta del meeting vuole essere una risposta a quello che la Chiesa ci chiede, a quello che è il desiderio dei nostri pastori delle chiese di Sicilia, per poter rispondere alle tante domande che gli uomini e le donne siciliane. C'è anche un momento di spiritualità. C'è anche un momento di spiritualità dentro questa realtà del meeting, non solo incontri, dibattiti, confronti, ma nella chiesa che c'è a Piazza Cavour, la chiesa del Rosario, ecco, faremo momenti di preghiera così molto liberi, aperti a tutti, ma è una proposta che facciamo anche dentro la realtà culturale. Un evento sicuramente importante e anche particolare, questi 3 giorni che vede i francescani nelle loro varie articolazioni presenti a Favara. Decisamente importante, sia dal punto di vista sociale, economico e naturalmente culturale e religioso, perché avere la presenza di più di 2000 persone nel nostro comune per parlare di solidarietà, di connessione, di amicizia, di inclusione, sono tutti temi
che fanno in questo momento di Favara un punto centrale della comunità intera. Dopo Assisi, ecco, la comunità francescana è rappresentata proprio come carta principale per la cultura e per la solidarietà del nostro comune. Favara accoglie come sa fare, ha messo tutto ciò dal punto di vista amministrativo che è possibile per garantire un convegno nel migliore dei modi in tutte le sue sfaccettature, in tutte le sue implicanze, e in questo senso la comunità francescana ha trovato a Favara la sede idonea, giusta, per poter svolgere questo meeting del Mediterraneo che vedrà rappresentanti appunto dei diversi paesi nel nostro territorio. Ecco, una donna come viceministro, diciamo, è un po' strano nell'ambito dell'Ordine dei Francescani. Quale sarà la sua funzione? Qual è la sua funzione anche all'interno di questa iniziativa che vede Favara coinvolti in una 3 giorni sicuramente importante? Beh, non è strano, devo dire, la presenza della donna, la presenza femminile nell'ordine francescano secolare e anche nella Chiesa. Papa Francesco sta dando molto valore anche a questa figura, proprio alla figura della donna, e l'apporto è di complementarità, perché sicuramente alcune visioni da parte della donna hanno quella caratteristica più, come dire, di sensibilità che può apportare novità, ma soprattutto nell'ambito del Consiglio, nell'ambito della fraternità tutta, c'è una piena collaborazione. Quindi in questo evento l'apporto non solo mio ma anche delle altre sorelle che fanno parte del Consiglio e di tutta la fraternità ha dato quel tocco di colore, quel tocco di gentilezza forse, ecco, che è caratteristico di noi donne, che abbiamo qualcosa da dire al mondo. Lo faremo anche in questa occasione attraverso questo meeting che ci vede protagonisti e che ci vede desiderosi di dire la nostra come uomini e donne del mondo, ma impegnati veramente nella costruzione di una società che possa essere migliore, dove sia possibile vivere e costruire quella speranza che forse oggi sembra impossibile da poter realizzare. Considerando anche il momento particolare, mi riferisco alla guerra dell'Ucraina, dove proprio le donne e i bambini sono quelli che stanno maggiormente pagando le conseguenze, stiamo vedendo questo grosso movimento di profughi verso tutta l'Europa. Sì, sicuramente in questo momento la guerra, ma anche altre discriminazioni e altre situazioni che sono agli occhi di tutti, che tendono a mettere da parte le donne, sicuramente è necessario dire al mondo che ogni essere umano ha diritti, così come ha doveri, e deve avere la possibilità di realizzare se stesso.